occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Signore, ti ringraziamo che tu riversi la tua grazia su di noi ancora questa mattina, Signore. Grazie, Signore, per come possiamo riunirci in libertà. Grazie per come possiamo dire l'un l'altro che ti amiamo, che ti conosciamo. Possiamo incoraggiarci, sostenerci, Signore. Grazie perché questo è un privilegio che viene solo dalla tua grazia.
Signore, benedici ciascuno di noi questa mattina, che i nostri pensieri siano assoggettati a Te, Signore, che possiamo mettere tutto ai Tuoi piedi e possiamo aprire il nostro cuore per lodarti, benedirti, per godere di questo privilegio che abbiamo. Signore, benedici la Tua Chiesa questa mattina, qui e dovunque, Signore, è predicato il Tuo nome, anche nei posti più nascosti. Signore, Tu ti riveli nei nostri cuori. Grazie, grazie ancora oggi per la Tua grazia. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò. Tu mi hai preso per la mano, mi sosterrai, mi guiderai, mi accoglierai. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò, ti ascolterò, ti seguirò. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio te.
Spirito è presente, è evidente il tuo potere. Il tuo spirito è presente qui. L'atmosfera sta cambiando. Il tuo spirito è presente. È evidente il tuo potere. Il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amor, il tuo amor mi avvolge. L'atmosfera sta cambiando. Il tuo spirito è presente. È evidente il tuo potere. Il tuo spirito è presente qui. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amor, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amor, il tuo amor mi avvolge. Che il tuo potere discenda, oh, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Che il tuo potere discenda, oh, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amor, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa ancora il tuo amor mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amor, il tuo amor mi avvolge. Riempi questo luogo, versa
pensa ancora il tuo amore mi avvolge. Son venuto per te, tra le tue braccia d'amore, il tuo amore mi avvolge. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te.
Benvenuti. Fratelli, noi ci dobbiamo domandare come domenica ho predicato chi te lo fa fare, e questa mattina la domanda è: perché il Signore mi ha salvato? Qual è lo scopo? Se qualcuno non ti avesse parlato di Gesù, tu non saresti qui questa mattina, chissà dove saresti. Ma Dio non ci ha salvati perché noi ascoltiamo la parola, ce ne andiamo a casa e domenica prossima ci vediamo di nuovo. E magari quella parola può anche fortificarti, può soccorrere. Questa mattina io ho portato il dolce, ho portato la torta. Ma noi cresciamo quando siamo attaccati alla parola di Dio. Questo libro della legge non si diparti mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, avendo cura di praticare tutto ciò che vi è scritto, allora prospererai. Giosuè capitolo 1, fu la stessa cosa che Dio disse a Mosè, lo dice a Giosuè: non ci possono essere più credenti ad acqua di rosa, ci devono essere credenti più che mai fortificati nella fede, stabiliti, fermi nella fede, perché quello che affronteremo avverranno venti difficili e solo chi è piantato nella vigna del Signore porterà frutto per la sua gloria. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno prospereranno, dice il salmista. E la parola di Dio dice così, Gesù lo disse: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. Sarà sradicata. Quindi non è l'appartenenza ad una religione, né ad una chiesa evangelica, né il discorso di essere evangelico emotivamente. Questa ragazza ieri mi diceva: io sono nato in una famiglia evangelica, mia mamma è evangelica. E lei ieri ballava quando si cantava: ma hai fatto un'esperienza con il Signore? Guarda che ballando si può andare anche all'inferno. Ballando te ne vai all'inferno. Non te ne accorgi? E noi soltanto per un attimo, quel sogno che ha fatto lei, non so che cosa ha visto, ma se noi vedessimo l'inferno, forse avremmo veramente il timore di Dio e ringrazieremo il Signore ogni giorno nella nostra vita a dire: Signore, grazie che mi hai salvato, ma la mia vita appartiene a te. Quando facciamo i battesimi, e fra l'altro voglio dirli perché domenica nessuno mi ha chiamato per dire che vuole fare il battesimo, io so che ci sono tanti che devono ancora ricevere il battesimo. Dovreste correre a fare il battesimo. Correre. Pastore, io devo fare il battesimo. Io devo battezzarmi. Perché Gesù lo ha detto: andate per il mondo, predicate ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Sappiamo che il battesimo non salva, ma è un ordinamento, è un ordine di Gesù. E noi dobbiamo ascoltare l'ordine di Gesù. E allora è servire il Signore con tutto il nostro cuore, amare il Signore con tutta l'anima nostra. Abbiamo cantato, e quello non deve essere un cantico. La ragione della vita è amare te, servire te. Bene, voglio condividere con voi un passo della parola di Dio, e questa mattina questo messaggio della parola di Dio si addentra di più nella parola. Cioè, questo messaggio è un messaggio che ci fa crescere. È un messaggio di consolazione, ma è un messaggio che ha un valore importante per il credente, per ognuno di noi. Leggeremo nell'Apocalisse, al capitolo 3, alleluia, versetto 7 e 8. La lettera alla Chiesa di Filadelfia. Se io dovessi far parte di una chiesa dell'Antico Testamento, vorrei far parte della Chiesa di Filadelfia. Tra le 7 chiese, questa è quella che io avrei avuto piacere di esserci. All'angelo
della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, e che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Lo devo rileggere? Perché qui alla fine ci vorrebbe un grande amen. Io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Gloria a Dio. Questa fu 24 anni fa, nel dicembre del 2000, fu la profezia che Dio mi diede attraverso un suo servo che venne qui in Italia, che veniva ai nostri incontri, ci riunivamo in casa, non avevamo ancora la chiesa, o meglio non avevamo ancora un locale di culto, perché la chiesa era in famiglia. Non avevamo ancora un locale di culto. Questo servo di Dio era un pastore in America, fratello Cannavò, e lui profetizzò sulla mia vita. Io non volevo accettare il ministero pastorale per nessuna ragione, non l'ho mai voluto fare, perché avevo timore, paura di prendermi questo compito, perché avevo degli esempi davanti a me, pastori che dicevo non potrei mai essere come lui, servi di Dio, che hanno segnato la mia vita. E quindi io neanche mi raffiguravo, mi avvicinavo a loro, persone che hanno passato la prigionia in carcere, come mio padre. Mio papà è stato in carcere per non rinnegare l'Evangelo, come alcuni fratelli della vecchia generazione, anzi diverse generazioni fa, stiamo parlando degli anni 40. Al tempo del fascismo mi diceva mio padre che venivano, li picchiavano e dicevano stanno parlando male del fascio e li portavano e stavano rinchiusi. E quindi paragonarmi, ma ricordo che questo fratello Dio lo usava profeticamente molto forte, aveva una parola profetica da parte di Dio mirata e tutto quello che ci ha profetizzato da parte di Dio si è avverato ogni cosa. Vero Carlo? Fratello Carlo è stato dall'inizio con me, tutto, completamente. Anche le sedie, queste qua che voi vedete, quelle lì, quelle rosse là, vedete quelle sedie lì, quelle là che sono, noi ne abbiamo un centinaia messi in giro, sparse. Mi dissero che me l'avrebbe dato un prete di una chiesa cattolica. E fu un prete di una chiesa cattolica che mi diede quelle sedie. Ricordo quel giorno in maniera straordinaria, andammo io e Carlo lì. Ti ricordi Carlo? Dovevamo incontrare questo sacerdote e noi vedemmo sulla rivista La Piazza, quella che vendono la roba usata, stavamo appena iniziando la comunità, quante sedie prendiamo? Ma se no prendiamo una settantina in fede. Eravamo una ventina, no Carlo? Quanti eravamo? Una ventina di noi, no? Quando prendiamo 70 in fede, che il Signore benedice. E allora andammo a vedere queste 26 sedie, andammo a vedere quelle lì, avevano smontato un cinema, quelle erano poltroncine di un cinema, di una chiesa cattolica a Cartigliano. Noi andammo lì, io dissi, senta, ma come faccio a riconoscere? Non si preoccupi, lei venga in piazza a Cartigliano perché poi la riconosciamo noi. Io andai in piazza a Cartigliano, vidi questo omino piccolino, faceva un freddo, in mezzo ci sarà lui, mi fermo e lui sale nella mia macchina e vide che io al centro dell'auto avevo il Chrysler allora, perché ero ricco, avevo l'azienda. E c'era la Bibbia qui, questa qui. Lui la guarda e poi dico, dove dobbiamo andare? Qui dove c'è il cinema. Va bene, scendo. E allora mi dice, lei è un pastore evangelico? Io non ero ancora pastore.
stavamo iniziando a mettere insieme le cose, essere chiamato pastore, cosa grossa. Beh sì, ho detto, stiamo cercando di fare, va bene. Allora scendiamo sotto al cinema e c'erano tutte queste sedie, erano 420, no? 420 sedie. E sono poltroncine che sono fatte, aspettate perché, sono fatte bene, sono state fatte da un artigiano. Le vedete? Queste sono costate all'epoca, mi diceva, che costavano 280.000 lire. Noi avevamo 20.000 lire per poterli dare. E appena eravamo entrati nell'euro, e allora io non volevo disprezzare, dissi guardi, io non voglio disprezzare, però noi non possiamo neanche comprarle perché troviamo qualcos'altro, ma quando volete spendere? Noi abbiamo 20.000 lire. Allora quelli che lavorano con il prete, che non so come si chiamano, come? No, quelli, come si chiamano quelli che... Sagrestà, sagrestà. Neppure se ne parla. Quando mai? Abbiamo pagato il prete, Carlo, vero? Lo azzittì. Stai zitto. Queste vanno ai nostri fratelli della Chiesa cristiana evangelica. Io dissi a Carlo, dammi una sberla, sto dormendo o sognando? Però ci fu una profezia. E quella profezia si avverò, come si avverò tante cose, il locale di culto, tutto fu una profezia. Dio mise ogni cosa e il messaggio di cui voglio dirvi, ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno potrà chiudere. Questo mi disse il Signore. Mi mise una mano in testa questo fratello e mi raccontò la mia testimonianza della mia vita, che solo io e mia moglie sapevamo, non l'avevamo detto a nessuno. Mia moglie lo venne a sapere perché mio papà glielo disse, mio padre e mia madre, quando conobbero Lisa, gli dissero, sai che c'è una profezia sulla sua vita? E io dissi, papà, stai zitto. Invece lui aprì, è nato, è cresciuto nella fede, il Signore l'ha chiamato fin dal seno materno, gli ha detto così, così, così. E il suo nome, sapete qual è? Il mio nome, come mi chiamarono a me? Io mi chiamo Giovan Battista. Ma non l'avevo mai detto a nessuno, nemmeno a mia moglie. E lui mette una mano in testa e dice, il tuo nome non è Giovanni o Gianni, tu ti chiami Giovan Battista e io ti ho chiamato fin dal seno materno. Oggi si avvererà. Io ho aperto una porta, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno potrà chiudere, e così è avvenuto. Dio ha aperto sempre le porte, ci ha aperto le porte in maniera straordinaria. Pensate che mi hanno dato la nomina a ministro di culto che nemmeno io sapevo. Mi chiamò il prefetto di Vicenza e io pensavo che era una multa. E andai vestito e sapevo che c'era che mi davano st'onoranza. E c'era il giornalista, abbiamo un pastore, ministro di culto di tutto il Triveneto, perché allora era per il Triveneto, adesso è nazionale. Hanno steso per tutta la nazione i ministri di culto. Non ne fanno più ministri di culto. Io ti ho aperto una porta davanti che nessuno potrà chiudere. Questa mattina voglio parlarti in modo particolare che è Dio che apre le porte e che Dio le chiude. E se Dio apre una porta, nessuno la può chiudere. E se Dio chiude quella porta, hai voglia di sbattere la testa. Non la apre nessuno. Voi pensate che tutti i concerti che abbiamo fatto sia stati sottoscritto con la bravura, con la capacità, perché è apprezzato in piazza, perché gli vogliono bene nella città, perché siamo andati nelle carceri, perché Marco, che questa mattina non ci ha fatto domanda, Dio ha aperto quella porta. Dio apre quella porta e nessuno la può chiudere. Dio ha già stabilito di quello che la Chiesa di Marostica avrebbe dovuto fare. E noi ci dobbiamo trovare al centro della volontà di Dio, perché sono le opere che Lui ha precedentemente preparate. E se Dio ti ha portato qui è perché tu compi le opere che Dio ti ha chiamato qui in questa Chiesa. Sono stato chiaro?
Ci sono delle opere che Dio ha stabilito per te e se tu sei qui non sei un ospite, ma sei uno strumento nelle mani di Dio per operare a ciò che Dio ti ha chiamato a fare. Non so per quanto tempo, non so quanto tempo starai qui, non so se starai per 5, 10, 15 anni, non lo so quanto tempo. Se noi dovessimo contare tutte le persone che sono venute in 24 anni, avremo una chiesa di minimo 2.500, 3.000 persone, minimo. Ne ho battezzati forse più di 300, forse di più. Matrimoni, quanti sono? Quanti siamo oggi? Si potrà contare, saremo 100, 120, non lo so. Qualcuno ha detto che, un pastore ha detto quando conto le pecore mi addormento. Non riesco a controllarle, a contarle tutte. Faccio fatica. La seconda cosa è, io ho visto che tu hai poca forza. Dio non ci lascia mai in balia delle situazioni. Io ho visto che tu hai poca forza. E Dio si compiace in quelli che hanno poca forza, non in quelli che dicono ma io ce la faccio, io posso. Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Dio ha scelto un pastorello e adesso ci andremo. Quando fu scelto dal profeta, il profeta andò lì e vide tutti i fratelli di Davide. C'erano più belli, più alti. Allora disse sarà questo. Il Signore disse non guardare al suo aspetto, perché Dio non guarda l'aspetto, Dio guarda al cuore. E lui dovette dire ma c'è qualcun altro? Hai un altro figlio? Ah sì, ne ho uno. È un pastore, sta pascolando le pecore, uno che se non lo mandi a chiamare io non posso fare niente. E quando venne, ecco che lo Spirito Santo disse, ecco, è lui, è lui. Dio sceglie le cose che non sono. Dio guarda la nostra forza, la nostra incapacità e proprio lì sovviene. Perché se noi dovessimo vantarci di qualcosa con le nostre forze non dà gloria a Dio. Tutto quello che dà gloria a Dio è perché non potevamo farlo. Non potevamo farlo umanamente. E Dio è intervenuto e allora la gloria va a Lui. Se no altrimenti la gloria andrebbe ad ognuno di noi. Terza cosa. Hai serbato la mia parola. Dio non scende a compromessi con nessuno. Gianni, non importa quanti membri avrai fino alla fine. Non importa quanti membri hai in chiesa, non importa. Adesso mi sembra che a volte quando, e questo lo voglio dire pubblicamente che mi stanno ascoltando anche i fratelli, amici, pastori che ci incontriamo, mi sembra che a volte quando ci riuniamo nel ministero, nel raduno pastorale, sembra a volte, non sempre, sembra che siamo alla manifestazione di Miss Italia. Io ho la chiesa più bella. La mia chiesa, scherzi, abbiamo 40 persone che suonano, abbiamo, scherzi, abbiamo, al locale, abbiamo messo le poltrone, così le persone dormono ancora di più. Abbiamo messo le poltrone, abbiamo comprato una strumentazione, noi quando usciamo siamo numero. C'è una chiesa nell'Apocalisse che Gesù bussa e dice io sto alla porta. Non era al centro della chiesa. Io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, uno addirittura, io entrerò. Perché tu dici sono ricco e mi sono arricchito e non sai che sei povero, nudo. Ti consiglio di comprare il collirio. Cosa fa tutto quel numerose chiese? Io sono bello, sono una chiesa ricca, arricchito. Fratelli, se non c'è la presenza di Dio nel nostro mezzo, la chiesa non ha nessun valore di esserci. Non ha nessuno scopo. Non è la bravura di un oratore, di un pastore, di qualcuno che si mette... È la presenza di Dio che fa la differenza. Siete d'accordo oppure no? È Lui che fa la differenza. Io vengo in chiesa, sì, per incontrarmi con un fratello, per una sorella, ma se fosse soltanto per incontrarmi con un fratello e una sorella, sarei rovinato. Io vengo in chiesa per lodare il Signore, per incontrarmi con il Signore. Ed è importante
hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Dio conosce perfettamente la nostra costanza e Lui sa nel posto di lavoro se tu rinneghi il nome del Signore, Lui sa dovunque tu sei se lo rinneghi davanti agli altri, perché Gesù ha detto: chi mi rinnegherà, anch'io un giorno lo rinnegherò davanti al Padre mio, che nei cieli non ti ho mai conosciuto, ma ho frequentato la Chiesa per 30 anni, ho lodato, sono venuto lì, ho frequentato, ho dato la mia decima, ho fatto, non vi ho mai conosciuto. Pensate quel giorno, perché non hai rinnegato il mio nome. Mi ricordo una volta quando siamo stati a un convegno di Porte Aperte, diceva questo fratello che ci sono alcuni che dicono: ma io in Cina non ho mai avuto nessun problema di persecuzione. E questo fratello disse: ma tu hai testimoniato agli altri di Gesù? Della salvezza, dell'appartenenza al Signore, di quello che ha fatto? No, io. Allora sta sicuro che persecuzione non ne hai? Mi ricordo una volta venne una persona qui in chiesa e incontrò un amico che era un collega di lavoro e disse: anche tu qua? Lavorava in questa azienda da 10 anni, non gli aveva mai detto che lui era evangelico. Lo incontra qui e gli dice: ma anche tu qui? All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice: il santo è verace. E qui voglio soffermarmi su quello che vi stavo dicendo prima, che abbiamo qualcosa quest'oggi da poter approfondire della parola di Dio. Queste cose dice il santo è verace, colui che ha la chiave di Davide. Colui che ha la chiave di Davide. Vi siete mai soffermato su questo argomento della chiave di Davide? Chi è che ha la chiave di Davide? Chi è che ha avuto la chiave di Davide? La chiave proprio mentre permette a chi la possiede di entrare ed uscire. La chiave ti permette di entrare e uscire da una porta, è vero o no? Se non c'è la chiave come fai a entrare e uscire? Anche di tenerla al sicuro, dopo esci, chiudi la chiave. Stanotte l'ho dimenticato nella mia macchina e la porta di casa era chiusa. Per fortuna che Elisa aveva l'altra chiave, se no rimanevamo dentro, scendevo per la finestra. Esempio. È simbolo di autorità su una città, su un regno, su una casa. Il profeta Isaia, ascoltate, molti anni prima, si parla di 850 anni prima della venuta del Signore, dice così in Isaia capitolo 22, versetto 22. Sta parlando della venuta di Gesù, come ne parla nel capitolo 9, che dice: un figlio c'è nato. Vi ricordate? Isaia dice questo. Qui dice proprio questo: gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno aprirà. Isaia 22, 22. Sta parlando che egli ha dato a Gesù la chiave per aprire e per chiudere. Sapete, quando Salomone, vi ricordate Salomone quando fu fatto re che cosa chiede al Signore? Ve lo ricordate? Cosa chiede al Signore? Un cuore saggio. Lui sta chiedendo, ascoltate, sta chiedendo una chiave. Sta chiedendo la chiave al Signore. E sapete dove l'ho visto questo? Non me lo sono inventato. Lo Spirito Santo mi ha rivelato nel mio cuore. Ecco perché vi sto dicendo, adesso ci inoltriamo un po' di più nella parola di Dio per essere fortificato. Seconda Cronaca, capitolo 1, versetto 10. Lui dice così, anzi se noi leggiamo in Seconda Cronaca anche dal versetto 1, noi vediamo che lui fu fatto re, si istituì, tutta la popolazione lo conferì, accettarono che lui era il re di Israele e lui chiese al Signore, guardate cosa dice: dammi dunque sapienza e intelligenza affinché io possa, cosa?
posso uscire ed... Cosa ci vuole per entrare e uscire? Affinché io possa entrare e possa uscire come faceva mio padre. La chiave di Davide. Affinché io possa entrare e possa uscire, perché se no altrimenti il popolo dirà: perché mai potrebbe governare questo tuo grande popolo se io non so entrare, non so uscire? O era uno che non sapeva aprire le maniglie, o sta parlando di qualcosa di profondo? Sta parlando di una chiave. Gesù, Lui è la chiave che apre qualsiasi porta. Cristo, Lui, vera chiave di Davide, apre l'accesso alla vita e alla salvezza durante i giorni della passione, ha portato sulle sue spalle la croce, la chiave di Davide, con cui ha aperto le porte del cielo e chiuso quelle dell'inferno. Egli ha aperto le porte del cielo e chiuso le porte dell'inferno al ladrone sulla croce e le ha detto: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Ha aperto la porta. Egli è la chiave. Alleluia. Gesù Cristo è la chiave per aprirci alla vita. È quella vera. Ci sono porte nella nostra vita, ascoltate bene, nel nostro cammino, nella nostra vita terrena. Ci sono porte davanti a noi, con le nostre forze non riusciremo mai ad aprire. Ci sono porte di sbarre di ferro. Vi ricordate Pietro che era in carcere? 2 porte riuscì ad aprire, la terza era di ferro. E furono gli angeli che aprirono quella porta e Pietro fu portato fuori. Si trovò fuori, la terza era di ferro. Ci sono a volte delle situazioni nella nostra vita che vediamo davanti a noi, delle porte di ferro, e diciamo: chi aprirà mai questa porta? Chi riuscirà mai ad aprire questa porta? Sono bloccato in questa situazione, sono chiuso in questa situazione. Chi mi salverà mai da questa situazione? Dio è colui che aprirà quella porta, perché Lui ha la chiave. Questa chiave fu data anche a Pietro. Chi ti ha rivelato queste cose? Il Padre mio celeste. La chiave del regno. La chiave. Davide ha questa rivelazione nel Salmo 24, versetto 9. Guardate cosa dice: o porti, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. Alleluia. Il cielo era chiuso, non c'era ancora quel luogo dove tutti i credenti nati di nuovo andranno e vanno. Gesù ha aperto quella porta, ecco questo grido, lo splendido ingresso qui descritto si riferisce al solenne ingresso dell'arca della tenda di Davide che costruì per lui, o al tempio di Salomone che costruì per lui. Possiamo anche applicarlo all'ascensione di Cristo al cielo e all'accoglienza che egli è stata riservata. Il nostro Redentore ha trovato le porte del cielo chiuso, ma avendo espiato il peccato con il suo sangue, come uno che ha autorità, ha chiesto di entrare e gli angeli dovevano adorarlo. Ebrei capitolo 1 versetto 6, chiedendo con meraviglia: chi è costui? Chi è costui? Gli viene risposta: egli è forte e potente, potente in battaglia per salvare il suo popolo e per sottomettere i suoi ai loro nemici. Possiamo applicarlo all'ingresso di Cristo nelle anime degli uomini con la sua parola, con il suo spirito, finché sono templi. Ecco, dice in Apocalisse: io sto alla porta e busso. Se uno aprirà, io entrerò da lui e cenerò con lui. Cristo è colui che è la chiave per la tua vita e per la mia vita, e ci è stato donato. E non solo, voglio dirti anche questo, che Lui ha dato autorità alla Chiesa di avere questa chiave. E se tu fai parte della Chiesa del Signore, tu hai autorità.
E l'autorità non ce l'hanno soltanto gli anziani della Chiesa, il pastore della Chiesa. Ognuno di noi ha ricevuto l'unzione dello Spirito Santo e ognuno di noi può prendere questa chiave, perché Gesù ci ha detto: tutto quello che chiederete al Padre mio, nel nome mio, Egli ve lo darà. Ecco la chiave. La chiave è Gesù Cristo, il Signore. Se tu stai passando momenti difficili, prendi questa chiave in autorità e apri le porte, quelle porte di ferro che ti stanno tenendo legato, perché Lui passa attraverso quelle porte e tu vedrai la gloria di Dio. Non restare a lamentarti. Quello che ho detto ieri in quell'ospedale, facendo l'esempio di Paolo e Sila, dopo che erano stati picchiati, frustati, buttati in fondo alla prigione, avrebbero potuto lamentarsi, anzi avrebbero potuto dire: Signore, se siamo qui è perché Tu ci hai mandato, perché io volevo andare a tutt'altra parte. Ma Tu mi hai mandato qui, mi hai chiuso le porte in Bitinia, mi hai chiuso le porte nell'Egitto, lo Spirito Santo me l'ha vietato di andare là. Sono venuto qui, a Filippi, e che cosa trovo? Che mi riempiono di botte, che ci frustano e ci legano i piedi e ci buttano in fondo alla prigione. Ma Signore, avremmo potuto lamentarci, l'hai mai fatto Tu? Ti sei mai lamentato con Dio? Anche al centro della volontà di Dio. Io più volte ho detto: Signore, ma perché? Cosa sto facendo? Perché mi merito queste cose qui? Ma loro no. Loro hanno preso una decisione. E sapete qual era la loro decisione? Quello di lodare il Signore. Come lo chiama la Bibbia? Come dice la Bibbia? Offri a Dio un sacrificio di lode. È un sacrificio in quel momento lodare il Signore. Non è un sacrificio quando stai attraversando una situazione difficile, brutta, in una situazione così devo lodare il Signore, ma devo proprio lodare il Signore. Sì, una sorella a Napoli fece questa esperienza, ve l'ho raccontato tante volte, ma la ve lo racconto di nuovo. Per quelli che non c'erano. Un solo figlio fu investito da un'auto ed era rimasta paralizzata sulla sedia a rotelle. E lei se la prese con Dio, se la prendeva con Dio. Il pastore gli disse ai membri della chiesa: andatela a trovare. Dice: però mi raccomando, non dite nulla, ascoltate. Se lei parla, se lei grida, voi ascoltate soltanto e poi pregate, non dite niente. Un giorno una sorella va dal pastore e dice: pastore, ho combinato un guaio. Dice: cosa hai fatto? Dice: sono andato a trovare tale e tale. E mentre stavamo parlando, lei si lamentava, non è la prima volta, non è la seconda volta, non è la terza, ma Dio non doveva farmi quello. E ti senti: ma mai hai pensato di lodare il Signore per questa situazione? Dice: come io devo lodare il Signore che mia figlia è su una sedia a rotelle? Mio figlio è su una sedia a rotelle. Ma hai mai pensato di... Comunque questa sorella si arrabbia, la mette fuori, cioè, fammi la cortesia, guarda, non venire più qui. Lei dice: ho combinato un guaio. E il pastore, nella sua saggezza, grazie a Dio che a volte il Signore ci dà saggezza, dice: non ti preoccupare, vuol dire che il Signore saprà fare le cose. Il Signore a volte aggiusta anche i nostri guai, per la grazia di Dio. Se non fosse così non sarei qua da 24 anni. E allora cosa fa? Una domenica entra questa sorella con la figlia che cammina. E lei si alza in testimonianza, tutti rimangono sbalorditi. Dice: ma cosa succede? Dice: io stavo nel letto e ho iniziato a pensare, ho detto: ma forse è vero, Signore, mentre io ti sto semplicemente accusando delle cose che tu magari hai preservato mia figlia che poteva morire. E man mano che lei pensava questo, ha iniziato a lodare il Signore, ha iniziato a glorificare il nome del Signore, e sulla porta della sua camera ha sentito bussare la porta e dice: mamma, guarda, ha aperto la porta e la figlia era in piedi, che il figlio era in piedi che camminava. Perché, come dicevo ieri, c'è dinamite nella lode. C'è dinamite nella lode. Io vedevo mio padre, quando c'erano le situazioni difficili con 9 figli, mio padre e mia madre, Lucia chiamava mia madre quando arrivavano le bollette che non si potevano pagare. Lucia, vieni qua, mia madre correva e lui chiamava tutti quanti noi che eravamo lì, tutti quanti ci dovevamo inginocchiare a terra, mia madre prendeva uno straccio, se lo metteva in testa, qualsiasi cosa che prendeva perché era se lo metteva in testa e gridavano al Signore: Signore, intervieni in questa cosa. Prendevano la bolletta e dicevano: Signore, come faccio?
Lodavano il Signore. Signore, siamo certi che tu risponderai dal tuo trono. Tu non ci hai fatto mancare nulla e mai ci farai mancare, perché noi abbiamo l'Eterno con noi. E sono queste cose qui che io ho visto con i miei occhi, ho ascoltato con le mie orecchie, non ho visto lamenti a casa mia, non ho visto parlare male dei fratelli, ho visto solo che a casa mia si lodava, si glorificava il nome del Signore. E se andavo a casa e avessero saputo di me che alla scuola domenicale non mi ero comportato bene, non è come adesso che si andava dal responsabile e dice: ma tu a mio figlio, mio padre, mi avrebbe attaccato al muro come gatto silvestre. Ci aveva il timore di Dio. Sapeva l'amore per l'opera di Dio, nella chiesa di Dio, per i servi di Dio. Quando passava il pastore ci alzavamo in piedi, perché passava il pastore. Non me lo posso mai dimenticare, venne a casa mia perché mia sorella si fidanzò con il fratello di Carlo. E il pastore veniva a casa e mia mamma tolse alla fine la polvere dalle cipolle fuori al balcone. Perché veniva il pastore a casa. Oggi si è perso qualcosa. Si è perso qualcosa. Tutti sbagliamo. Ma io non l'ho mai sentito ai miei genitori e questo mi hanno portato a crescere nelle vie del Signore. Questo mi hanno portato a essere forte nelle vie del Signore, a non giudicare, a non condannare, a pregare per i fratelli. Preghiamo per i fratelli. La Chiesa era una famiglia, ma una famiglia vera e propria. Quando si partoriva, ai miei tempi, si partoriva in casa. Io sono nato in casa e quella che stava vicino a mia madre e a mio padre non erano le sue sorelle e i suoi fratelli, perché erano inconvertiti e noi eravamo come dei appestati. C'erano le sorelle, c'era la mamma di Lidia, era come una zia vicino a lei, e venivano a fare le pulizie, a lavare, a servire, a pulire, a prendersi cura. Era una famiglia, era la famiglia del Signore. E sapete cosa faceva Dio? Operava con segni, miracoli e prodigi. La Chiesa cresceva in maniera smisurata. Perché? Perché non c'erano accuse. C'era uno solo, la chiave. C'era la chiave che apre ogni porta. La chiave che apre ogni difficoltà. Quella chiave è Gesù Cristo, il Signore. Voglio dirti questa mattina, Egli è la chiave di Davide. Egli è la chiave di Davide. Che gli è stato dato perché? Perché Gesù viene dalla stirpe di Davide. Egli è la chiave che apre ogni porta. E ancora questa mattina io voglio lasciarti proprio con questo incoraggiamento. Mi accoppio a quello che è stato detto dalla sorella Viorica. La domenica c'è il dolce. Ma egli deve essere per te non soltanto il dolce, deve essere il primo, il secondo, il contorno, deve essere tutto per te. E allora questa mattina andiamo a casa con questo messaggio nel nostro cuore, sapere che, come abbiamo sentito anche nella parola profetica, non avere paura, non avere timore, perché io ho messo gli angeli intorno a te, intorno alla tua casa, intorno alla tua vita. Oh, se soltanto per un attimo potessimo aprire i nostri occhi e poter vedere spiritualmente quello che il Signore ha messo intorno a noi. Alleluia! Da quel giorno che lo abbiamo ricevuto, da quel giorno che lo abbiamo detto: Signore, io sono pronto a servirti, a dare la mia vita per te. Il Signore ci ha preso sul serio ad ognuno di noi. Ed Egli è colui che risponde ancora oggi e vuole darti una chiave, ascolta bene, perché tu stai aspettando. Lui vuole darti una chiave per aprire una porta che fino ad oggi non sei riuscito ad aprire. Lui vuole darti quella chiave affinché tu possa aprire quella porta e possa andare oltre a questa porta che ti tiene legato.
non so a chi sto parlando, forse in internet, non lo so, ma Dio vuole darti quella chiave. Allora ti voglio consigliare, quando vai a casa, chiuditi in una stanza e parla con Lui. Dire: Signore, perdonami, perché la mia mente purtroppo in mezzo a tante situazioni è andato oltre. Io voglio prendere questa chiave e voglio aprire quelle porte dove non comprendo, non capisco, Signore, ma Tu sicuramente attraverso questa porta mi farai vedere la Tua gloria. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Gloria a Te, Signore. Alleluia. Tuo nome, Signore, dalla gloria. Signore, noi Ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per ogni porta che Tu ci hai aperto. Signore, se siamo qui dopo tutti questi anni, non è stata per la nostra bravura, per la capacità, non è né per potenza né per forza, ma è per il Tuo Spirito, Signore. Quindi noi Ti ringraziamo per ogni porta, Ti ringraziamo per tutte le porte che Tu ci hai aperto, per questi concerti che abbiamo avuto, Signore. Signore, noi sappiamo che compirai l'opera Tua, Signore, in quel seme che è stato seminato. E noi non sappiamo, Signore, forse raccoglieranno quelli dopo di noi, non lo sappiamo, Signore. Però Ti ringraziamo, Signore, perché sei Tu che hai aperto le porte. E sei Tu che anche in questo anno aprirai nuove porte, Signore. Tutto quello che Tu desideri da ognuno di noi, che noi rimaniamo fermi e stabili nelle Tue vie, che non scendiamo a compromessi, che non ci sentiamo forti senza di Te, perché Tu sei la nostra forza, Signore. Tu sei colui che ci sostiene, che ci incoraggia. Sei Tu, Signore, che ci benedici. E noi Ti ringraziamo, Signore. Espandi sempre il Tuo Spirito su questa comunità. Signore, su tutto quello che noi abbiamo da fare, senza di Te noi non possiamo fare nulla. Vogliamo dire proprio come il popolo di Israele diceva: Signore, se Tu non vieni con noi non ci muoveremo da questo luogo. Perché, Signore, noi abbiamo bisogno che Tu ci accompagni, che Tu ci proteggi, che Tu sei davanti a noi e dietro di noi. Signore, grazie per questa comunità. Grazie per quanti hanno sentito il desiderio di essere qui, di servirti, Signore, e a continuare a camminare nelle Tue vie, Signore. E per quanti invece ci hanno lasciato, Signore, benedicili. Signore, benedici le loro vite. Fa che possano trovare un luogo dove si predica la Tua parola, dove vengono, Signore, veramente incoraggiati, fortificati nella fede e che possano lavorare per il Tuo campo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica.